cronaca di Venezia è ripartita, salpata nel pomeriggio la MSC Orchestra, i non navi cercano di bloccarla, tensione con le forze dell'ordine. Ed il popolo dei Sì Navi si è rivolto prima alla stazione marittima di Venezia, poi a San Zaccaria per sostenere il passaggio della prima nave tornata a solcare le acque della città. 3 aggressioni in un'ora ai danni del personale della CTV questa mattina a Venezia e continua il caos contro il ritorno dei turisti ed il mancato rinforzo delle corse. Indignazione per la vicenda del medico fiscale di colore aggredito a Chioggia con epiteti razzisti da un paziente fuori di casa. Lo sfogo della moglie: in questa città è impossibile lavorare. Nelle prossime ore si verrà disposto l'esame autoptico sul corpo del 63enne Mustaller, pilota deceduto ieri pomeriggio nelle vicinanze del club di Santa Maria di Piave. La questura chiude per 7 giorni per gravi motivi di ordine pubblico un locale in zona Piazza Mazzini a Jesolo. Domenica una violenta lite tra il gestore e 2 giovani pregiudicati. Paolo Zanetti, l'allenatore che ha riportato il Venezia in Serie A, ha prolungato il contratto che lo legherà alla squadra fino al 2025 e la società promette un futuro ricco di soddisfazioni. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano, l'avete sentito dai titoli, la questione delle grandi navi, perché quest'oggi, 17 mesi dopo la chiusura a causa della pandemia, la crocieristica è ripartita. È salpata infatti nel pomeriggio la MSC Orchestra e i no navi hanno cercato di bloccarla. Ci sono stati dei momenti di tensione, ci colleghiamo con i nostri inviati. No, allora c'è qualche problema per il collegamento. Allora per il momento parcheggiamo questa pagina dedicata alla protesta dei non navi e alla, come avete sentito nei titoli, alla contromanifestazione di chi invece vuole la ripartenza della crocieristica, e passiamo alla cronaca con la notizia di 3 aggressioni che si sono verificate ai danni di personale ACTV, aggressioni che sono avvenute questa mattina a Venezia, ma segnalazioni di minacce verbali si susseguono in continuazione con il ritorno dei turisti ed il mancato rinforzo delle corse. Il trasporto pubblico locale è entrato in crisi, lasciando a terra molta gente, soprattutto residenti diretti al posto di lavoro. Una marinaia è stata presa a calci all'approdo di Sant'Alvise, un dipendente aggredito a San Basilio è stato portato via in ambulanza ed un pilota è stato minacciato nelle vicinanze di San Zaccaria. Nelle chat dei dipendenti si legge di lavoratori che hanno paura a prendere servizio. Il trasporto pubblico locale veneziano peraltro è al centro di un'avvertenza che vede amministrazione comunale, ACTV infatti è una partecipata del comune, e sindacati sul piede di guerra per questioni legate a tagli di personale, economici e di sicurezza. E torniamo ora alla questione dell'ultraleggero precipitato ieri nei pressi di San Donà di Piave. Nelle prossime ore verrà disposto l'esame autoptico sul corpo del 63enne pilota appunto deceduto ieri pomeriggio. Helmut Thaler, il pilota deceduto ieri pomeriggio nelle vicinanze del club Volo Papere Vagabonde di Santa Maria di Piave tra Caposile e Jesolo, stava pilotando questo mini elicottero modello Magni Giro Serie Plus, un apparecchio di proprietà dello stesso Thaler. Il 63enne, residente in provincia di Bolzano a Falses, lo aveva acquistato da poco tempo, non aveva nemmeno 30 ore di volo. L'autogiro era decollato poco prima delle 16:30, dopo appena 5 minuti è avvenuto lo schianto. I testimoni hanno visto l'ultraleggero compiere 2-3 giri circolari e poi precipitare al terreno da circa 50 metri di altezza. Nel tremendo impatto con il terreno il monoposto ha preso fuoco. L'allarme è subito scattato dal campo di volo e da alcuni contadini che lavoravano nei campi. Sul posto il SUEM, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'incendio è stato circoscritto e spento in pochi minuti, ma per il pilota non c'è stato niente da fare. È morto sul colpo. Troppo gravi i traumi subiti. In suo soccorso si era mosso anche l'elicottero del SUEM di Treviso inutilmente.
Il velivolo è stato sequestrato per permettere all'autorità giudiziaria di accertare l'esatta dinamica della vicenda. Nelle prossime ore si chiarirà se verrà disposto l'esame autoptico sul corpo del 63enne. Non ci sono dubbi sul fatto che sia deceduto a causa dello schianto al suolo, ma si tratta di verificare tutta un'altra serie di dati. L'autopsia chiarirà infatti un'ipotesi, se cioè Thaler sia stato colto da malore prima di precipitare. L'alto attesino era un esperto pilota molto conosciuto per la sua professione di commercialista e consulente del lavoro. La notizia è stata accolta con sgomento. Nel mondo economico e politico in Valpusteria Helmut è fratello della ex senatrice della Südtiroler Volkspartei Helga Thaler-Aussenhofer. Ancora sotto shock i titolari e i soci del club di volo Papere Vagabonde. A Venezia ora in diretta ci colleghiamo con Ilaria Marchiori e Simone Merlo per parlare della ripartenza della croceristica con le manifestazioni e proteste che ci sono state. Buonasera Ilaria. Buonasera, ci troviamo qui alle Zattere dove si è conclusa da qualche ora ormai la manifestazione contro le grandi navi. Perché oggi? Perché proprio oggi sono ripartite le crociere, l'hanno fatto con la MSC Orchestra. In realtà la nave sarebbe dovuta salpare alle ore 17, ma a sorpresa hanno anticipato la partenza. Probabilmente così credevano di evitare l'ostacolo dato dagli attivisti, dai manifestanti contro il passaggio delle grandi navi qui a Venezia. Invece così non è stato, perché loro erano preparati. Dunque quando la MSC è passata proprio di qui iniziando il suo viaggio, loro a bordo dei loro barchini e dei vari motoscafi hanno tentato in vari modi di ostacolarla. Naturalmente erano preparati, hanno fatto tutto in maniera composta, perché non ci sono stati problemi, non ci sono stati tafferugli e nessuno si è fatto male, ma questo è nello stile dei manifestanti, degli attivisti del comitato No Grandi Navi. C'erano anche Opzione Zero insieme a loro e molte persone che vogliono salvare Venezia e salvaguardarla. Dicevo, non c'è stato nulla se non un momento in cui nel corso di questo corteo acqueo, di questa protesta proprio qui in mezzo alla laguna al passaggio della MSC Orchestra, si sono unite altre 3 imbarcazioni dei portabagagli, cosa che non è stata affatto gradita dal movimento No Grandi Navi, perché hanno specificato chiaramente come questa manifestazione fosse proprio targata No Grandi Navi e quindi nessun altro si sarebbe dovuto intrufolare. Proprio questo il termine che hanno utilizzato. Ma sentiamo tutte le loro motivazioni nelle interviste che abbiamo realizzato nel corso della manifestazione, a partire dal leader del comitato No Grandi Navi, Tommaso Cacciari. Dovremmo essere abituati ai governi che fanno una cosa, dicono una cosa e ne fanno un'altra, dicono tutto il contrario di tutto. Ecco, dopo quel decreto che aveva uno statement politico che pareva preso dai nostri comunicati, cioè che le navi devono stare fuori dalla laguna e che le soluzioni dovessero essere trovate fuori dalla laguna, eccoci qua, non dopo 1 anno e mezzo, ma dopo 10 anni di battaglie, perché nonostante quel decreto dei governi tutto resta esattamente come prima. Ecco, questo è del tutto inaccettabile. Marghera è una bugia. È impossibile spostare le navi a Marghera perché violerebbe 2 leggi nazionali, la legge speciale per Venezia e la normativa Seveso. Non hanno i fondali, non hanno la larghezza, dovrebbero fare uno scavo immane in mezzo alla laguna. Cioè Marghera è uno specchietto per l'allodole. C'è chi gioca in questi giorni alla contrapposizione, a dividere la città.
Noi sappiamo che ci sono molte soluzioni che porterebbero le navi fuori dalla laguna, soluzioni praticabili che terrebbero insieme il lavoro al porto e la salute e l'ambiente. Venezia è stata turistificata al massimo e dunque se si fonda tutto sul turismo, chiaramente senza le grandi navi non c'è nulla, ma chiaramente le grandi navi non possono più coesistere perché o si sceglie il profitto o si sceglie una città o si sceglie la vita. Ecco, avete sentito dunque le motivazioni che hanno portato alla protesta proprio qui oggi alle Zattere. In contemporanea però c'è stata una festa organizzata invece dal Comitato Venezia Lavora in Marittima in Riva degli Schiavoni di fronte all'Hotel Danieli perché per tutto il personale, per tutto l'indotto del settore croceristico questa in realtà è stata una giornata di festa, una giornata simbolo proprio della ripartenza turistica ma soprattutto lavorativa in città e questo l'hanno voluto dire a gran voce, anche se è bene specificare che gli stessi attivisti dei comitati contro le grandi navi hanno detto che loro sono sempre dalla parte di chi non ha lavoro e di chi l'ha perso. Quello che loro vogliono contrastare è questo modello di sistema che definiscono sbagliato, errato e di potenti che pensano solamente ai loro interessi. Questo quanto ha detto proprio Tommaso Cacciari al termine della protesta acquea. Ma allora sentiamo proprio le voci invece di chi oggi vive questa giornata di festa, di ripartenza, e se poi non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Speriamo che ci sia che il Covid comincia a lasciarci tranquillo e che ci trova soprattutto la possibilità di dare tranquillità alla città e di trovare un accordo fra tutti per trovare una soluzione ad hoc per Venezia. Non c'è contrapposizione tra porto e città, vogliamo finalmente una volta per tutte sederci a un tavolo e trovare una soluzione che garantisca il lavoro, garantisca la città e garantisca l'ambiente. Qual è stata la vostra perdita in questo anno e mezzo? Come ho detto, il 30% del nostro lavoro, così che abbiamo perso il 30% del nostro fatturato, ha rappresentato anche la diminuzione di stagionali, la diminuzione di certe categorie di lavoro e per queste persone sicuramente è stato un periodo molto difficile. Presidente, oggi per voi è una grande giornata dopo un anno e mezzo di stop con la ripartenza di questa nave da crociera. Finalmente sì, dopo 17 mesi abbiamo avuto l'onore di ospitare la prima nave, speriamo che sia un inizio buono che porti in laguna altrettante navi. Una ripartenza anche a livello lavorativo e turistico per la città. Assolutamente sì, ci piace dire che cominciamo a riportare la gente dalla porta principale di Venezia, cioè la porta dell'acqua. Non ci si accorge neanche che stanno arrivando a Venezia questi passeggeri, stanno transitando, arrivano sul ponte, arrivano con i bus o con le barche se sono ospitati a Venezia e sono controllati. Montano a bordo della nave e visitano poi altre destinazioni e ritornano sulla perla dell'Adriatico. Quindi devo dire è un turismo assolutamente sostenibile. Grazie quindi a Ilaria Marchiori, a Simone Merlo per il collegamento e i servizi da Venezia. Noi ora proseguiamo con la cronaca di una vicenda che sta suscitando molta discussione e dibattito. È quella del medico dell'INPS insultato, minacciato e poi aggredito perché aveva scoperto un uomo a casa in presunta malattia a spasso fuori dalla propria abitazione. È accaduto a Chioggia ad un medico originario del Camerun. È il 2 giugno, stai aspettando con la tua bambina che il suo papà torni dal lavoro per mangiare una pizza. Invece ti arriva una telefonata in cui lui ti dice con voce strozzata che ha chiamato la polizia perché lo stanno inseguendo in moto e lo vogliono picchiare. A scrivere su Facebook è la moglie del medico dell'INPS aggredito a Chioggia. Il marito è un medico fiscale di 30 anni originario del Camerun. Doveva controllare un lavoratore che abita in un condominio della periferia della cittadina veneziana. L'uomo non era in casa e si è presentato più tardi in bicicletta con costume e ciabatte, avvertito presumibilmente dalla moglie. Ha intimato al dottore di mettere nero su bianco che l'aveva trovato regolarmente a casa, minacciandolo e insultandolo pesantemente per il colore della sua pelle e urlando che da lì non sarebbe uscito vivo. Lo ha quindi inseguito in motorino rompendogli una maniglia della macchina.
Il medico, che ha denunciato l'episodio ai carabinieri di Padova, dove vive, ha chiesto il trasferimento da Chioggia. Ha raccontato che tutto il vicinato ha assistito alla scena, ma nessuno ha mosso un dito per difenderlo. Solidarietà immediata è stata espressa dal sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro. Questa non è Chioggia, ha detto, e non è la società che vogliamo per i nostri figli. Sulla stessa linea la consigliera regionale originaria di Chioggia, Erika Baldin. Un episodio vergognoso che getta discredito su un'intera comunità ed è grave danno all'immagine del nostro territorio. Chioggia non è questo, siamo una città di mare che vanta una tradizione di accoglienza. Esprimo ancora la vicinanza del Movimento 5 Stelle di Chioggia al medico dell'INPS e alla sua famiglia e lo ringrazio per il suo lavoro al servizio dello Stato, in difesa della legalità e per la tutela degli stessi lavoratori, contro l'arroganza dei furbetti che pensano di vivere sulle spalle degli altri. Che vergogna! 7 giorni di chiusura per gravi motivi di ordine pubblico sono stati imposti dal questore di Venezia Maurizio Mascio Pinto ad un locale in zona Piazza Mazzini a Jesolo. Domenica scorsa le volanti erano dovute intervenire 2 volte per violenti liti tra 2 giovani clienti italiani, entrambi con gravi pregiudizi di polizia ed il gestore. Alcuni dei partecipanti allo scontro avevano riportato lesioni di vario genere. Episodi simili avevano interessato il titolare del locale ed i suoi collaboratori già nel settembre del 2019. Ed oggi è stato per tanti studenti l'ultimo giorno di scuola, un anno scolastico molto particolare, quello che si è concluso, in cui il Covid ha costretto per diverso tempo studenti ed insegnanti alle lezioni a distanza. Abbiamo chiesto quindi agli studenti di Mestre di tracciare un bilancio di questo periodo. È finita la scuola, però è stato un anno bellissimo nonostante tutte le restrizioni e le difficoltà. Tu cosa ti ricorderai di quest'anno? Sicuramente la difficoltà che ho messo nell'applicarmi allo studio, ma anche l'appoggio dei miei compagni, di alcuni miei compagni in questo periodo difficile. La didattica a distanza ci ha distrutto dentro, l'unica cosa che posso dire. Poi quando siamo tornati in presenza, io sinceramente ho preso tutte sufficienze dalla presenza in poi, prima no. Era un po' difficile, con le classi in DAD non si capisce nulla, però credo che si può fare qualcosa. Tra DAD e presenza è stato un po' difficile stare dietro ai professori. E oggi è un finalmente oppure era un forse preferivamo recuperare un po'? No, finalmente l'estate ci serviva assolutamente per staccare sia dai computer che proprio dallo stress. Qual è l'approccio per questa maturità un po' particolare, visto che è stata una... Studiare, anche se quest'anno è stato un po' difficile e speriamo bene. Bisogna andare sicuri, bisogna confidare nel fatto che anche gli insegnanti l'hanno dovuta passare. E quindi sanno cosa andate incontro? Sanno a cosa andiamo incontro, bisogna avere fede, diciamo. In pieno corso la 4ª edizione di Terre Evolute, Festival della Bonifica. Vediamo. È nel suo pieno dell'attività il Festival della Bonifica Terre Evolute, manifestazione promossa e organizzata da Ambi Veneto con i suoi 11 consorzi di bonifica e dall'Università degli Studi di Padova. 4 giornate dense di appuntamenti dal 3 al 6 giugno. Per la sua 4ª edizione molteplici i temi trattati, dall'agricoltura al paesaggio e più in generale il rapporto tra acqua e territorio. L'obiettivo è quello di superare assieme quelle che sono le criticità che ormai il cambiamento climatico sta ponendo a tutti noi e in particolare a chi è attivo e lavora nel territorio e nell'ambiente. Ambiente, consumo e produzioni responsabili, lotta al cambiamento climatico, energia pulita e accessibile. Su queste e altre tematiche i tecnici e gli esperti del mondo della bonifica dialogheranno insieme con quello accademico per porre le basi di un futuro più ecosostenibile. Si tratta di avere un minimo di attenzione e di agire salvaguardando la presenza dell'uomo, ma anche di tutti quegli esseri che a noi sono molto utili e che fanno proliferare la natura. Il cambiamento climatico rende urgente un utilizzo più razionale, efficiente e sostenibile delle risorse idriche in agricoltura. E allora la ricerca
di un deflusso ecologico minimo che sia in equilibrio tra le esigenze produttive e le esigenze ambientali per noi è un obbligo, e qui dentro c'è il concetto di accumulare la risorsa quando è in esubero per averla a disposizione quando invece manca. Continua la raccolta fondi per riportare a Venezia il busto in marmo del Doge Giovanni II. Corner. È la testimonianza di un pezzo di storia importante di Venezia ed è ricomparso in una casa d'aste di Viterbo che lo venderà a fine mese. Del busto in marmo del Doge Giovanni II Corner si erano perse le tracce, ma ora che è riapparso, l'associazione Venetinetta ha subito promosso una raccolta fondi per riportarlo a Venezia. È un Doge che ha condotto la guerra di Corfù, che è stata l'ultima vittoria della Marina Veneta contro gli ottomani. E la nostra associazione Venetinet si è fatta promotrice di una sottoscrizione per l'acquisto dell'opera. La sottoscrizione è aperta ai privati e alle istituzioni pubbliche venete e finalizzata all'acquisto dell'opera perché sia sistemata in qualche istituzione nella città di Venezia, in qualche istituzione veneta. La quotazione dell'opera dovrebbe muoversi entro una forbice che va dai 18 ai 25 mila euro, ma naturalmente il suo valore va molto oltre una semplice stima economica. L'opera ha un valore intrinseco, è un'opera di uno scultore barocco molto importante, Bonazza, ha un valore storico molto importante, rappresenta un doge che era a capo di uno Stato che ancora era capace di gestire le relazioni internazionali con un ruolo attivo. Esiste anche un motivo politico, inteso nel senso alto del termine, ricordare la classe dirigente veneta di chi è erede. Lo sport, calcio, Paolo Zanetti, l'allenatore che ha riportato il Venezia in Serie A, ha prolungato il contratto che lo legherà alla squadra fino al 2025. Il club arancio-nero-verde e Zanetti lavoreranno ancora insieme per altri 4 anni, ha scritto la società in un comunicato. Ed è tutto per questo telegiornale, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Il meteo, arrivederci. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in calo, sarà una giornata con qualche precipitazione associata anche ad un certo ridimensionamento delle temperature. Il dettaglio di domenica 6 giugno. Sul Veneto cielo generalmente nuvoloso, anche se sarà possibile a tratti qualche schiarita. Probabile poi invece qualche fase di temporali a carattere sparso a partire dalle zone più interne, in particolare nella seconda parte della giornata. Temperature in lieve calo, minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 22 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità, tempo perturbato anche qui con qualche pioggia alternata a momenti più asciutti. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui condizioni instabili con rovesci, localmente anche di forte intensità. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 24 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.